Vicegovernatore, oggi tolti i veli al Giro d'Italia che ancora una volta farà tappa in Friuli Venezia Giulia, meglio farà tappa 3 volte perché ci sono 2 partenze e arrivi ma c'è anche un giorno di riposo. Friuli Venezia Giulia diventa sempre protagonista del Giro d'Italia. Beh, 3 giorni su 21 mi pare una buona percentuale, quindi noi raggiungiamo un risultato importante grazie a Enzo Cainero e grazie a tutti coloro che sono impegnati in questa importante manifestazione che è una manifestazione del popolo e quindi noi siamo particolarmente orgogliosi di essere sostenitori di questa grande iniziativa. Lo faremo con la nostra organizzazione, lo faremo con alla testa il nostro sistema di protezione civile che scorterà le tappe del Giro, toccheremo delle località estremamente significative, faremo conoscere in questi 3 giorni 198 paesi nel mondo, quelle che sono le bellezze della nostra terra e in più c'è la grande novità che io credo sia unica in quella che sarà l'edizione del prossimo anno, quando dalla sede dell'aerobase di Rivolto, quindi della pattuglia acrobatica nazionale tanto cara agli italiani, la tappa partirà proprio da Rivolto. Tra l'altro si metteranno insieme 3 eccellenze, Giro d'Italia, Frecce Tricolori e Protezione Civile, tutto in un colpo, insomma un tris veramente potente. È l'orgoglio di essere italiani.